Buonasera da Oca Marina, Sagra di San Luigi, siamo con Giulietta e Giorgia, allora presidente di questo comitato e grande aiutante e amministratrice. Allora Giulietta, come va? Allora, quest'anno siamo molto contenti, è andata bene dopo 3 anni e poi abbiamo una squadra formidabile, tutti i giovani sono entrati. Giorgia è una di queste, brava Giorgia. Allora Giorgia è anni che qui è giovanissima, quindi ha cominciato veramente quando era in fasce. Allora Giorgia, perché siete così bravi a Oca? Ogni volta riuscite a fare una fierona gigantesca in un paesino fondamentalmente piccolo? Perché siamo tanto uniti, non siamo in molti e questo secondo noi gioca a nostro favore. Siamo sempre insieme per qualsiasi cosa e questo è il nostro punto forte, diciamo. Quest'anno a inizio fiera, cioè ancora a marzo, quando si era deciso di partire con la fiera, ci eravamo trovati in pochissimi. Abbiamo fatto un appello a tutti i giovani, dateci una mano e tutti hanno accolto con grande piacere, insomma. Ricordiamo che c'è anche una collaborazione con la Proloco Italia di Po, visto che c'è un sacco di volontari, ma non solo, voi ogni volta che raccogliete i soldini della fiera fate un sacco di cose, comprate tutte le tighe, fate qualcosa per la scuola, per la chiesa, bravi. Sì, siamo impegnati nel volontariato al 100%, quindi un peccato che sia già finita. Ci hanno chiesto di proseguire, ma 2 weekend. Nicola Fusetti preso al volo. Allora, come va questa fiera? Bene, è andato tutto bene, molta gente, siamo molto contenti. Adesso dobbiamo ancora fare i conti, però dalla gente che c'è stata è andata molto bene.